Il trionfo della Lega e del centrodestra nel Veneto di Zaia, il flop del carroccio salviniano nelle grandi città. Al voto, il partito diviso tra sorrisi e riflessioni. Zaia ribadisce: non esistono due leghe e io resto qui. E ci sono nuovi equilibri tra Lega e Fratelli d'Italia dopo la vittoria. Il partito di Meloni rivendica numeri, apporto decisivo per i prossimi candidati sindaco. Non si farà un passo indietro, il carroccio, valutare caso per caso. Il PD esce con le ossa rotte dal voto in Veneto. Il punto più basso mai raggiunto, attacca Alessandra Moretti, ma nel ballottaggio di Conegliano i Dem saranno l'ago della bilancia. Vaccinazione al via dal 2 novembre in Veneto, la campagna di immunizzazione che vedrà somministrate nella stessa seduta terza dose e anti-influenzale. Progettavano l'omicidio di un presunto traditore della Cosca che da anni viveva e lavorava nel bellunese, inchiesta della DDA di Brescia, Ancona e Reggio Calabria. Tragedia a Caorle, il cadavere di una donna di 67 anni rinvenuto sul lungomare Trieste, i carabinieri a caccia dell'auto pirata che l'ha travolta. Baby rapinatori arrestati dopo aver picchiato e derubato un loro coetaneo, ennesimo episodio di violenza tra giovani nel Trevigiano. 4 ore di lunga trattativa seduta su un ponte tibetano a Perarolo di Cadore per dissuadere una mamma in procinto di suicidarsi, il racconto della carabiniera e la sua commozione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale inevitabilmente la politica all'indomani del voto delle elezioni amministrative, con il doppio risultato della Lega che trionfa in Veneto ma che arranca nel resto d'Italia, con Zaia che ribadisce: non esistono due leghe, io resto qui. Non ci sono due leghe, la Lega è una sola, dopodiché c'è dibattito, ma è logico che ci sia, perché un amministratore ha un campo di visione, un osservatorio che è diverso da quello di un segretario. Lo ripete come un mantra Luca Zaia all'indomani delle amministrative 2021. Non esistono due leghe, dice ai giornalisti, smentendo anche ricostruzioni di un imminente regolamento di conti ai vertici. È affidabile la fonte che dice che Giorgetti, Zaia cospirano perché Federica vada a fare il segretario. Cioè, io boiate ne ho viste tante, lette tante, ma così mai. Io non vorrei che sia più un'aspettativa di qualcuno a vedere casino che, come si può dire, un impegno da parte nostra. Poi scandisce a chiare lettere: io questo impegno in regione lo voglio portare avanti, punto. I numeri del voto però rimangono ostinati. La Lega vince, anzi stravince in Veneto, mentre arranca altrove nello stivale a partire dalle grandi città. Ma anche qui il governatore getta acqua sul fuoco, ricordando come i leghisti non abbiano mai conquistato davvero le metropoli. Eppure gli errori, soprattutto nella scelta dei candidati da Milano a Napoli, ci sono stati, come ammesso dal leader Salvini nelle scorse ore. Penso che Salvini ieri abbia fatto una considerazione corretta. Portare i candidati all'ultimo minuto non è una gran roba, a meno che tu non arrivi lì con la star, cioè, capito? Cioè, quando entrava Vareni all'ippodromo, cioè, arrivava per ultimo, tanto vinceva la gara, non gli serviva a fare tante sgambature, cioè, era Vareni. Ma l'analisi di Zaia va oltre la Lega. Ci sono l'azzeramento, testuali parole, dei 5 Stelle e il travaso di voti da Forza Italia, Fratelli d'Italia, una partita per il ballottaggio ancora da giocare e non solo nella sua Conegliano. È in questo clima che si continua a parlare di autonomia. Si può fare per gradi, questo è poco ma sicuro, cioè 23 materie in un giorno non te le possono dare, e questo è un segnale che voglio anche dare, ma è altrettanto vero che ci deve essere scritto che quello che è scritto deve essere solido, deve essere autonomia. Politica per una volta prevalente sui temi del Covid, forse anche questo un segno di normalità in un quadro epidemiologico e dei ricoveri in costante discesa. Su tutto l'annuncio che dal 1 novembre si parte con la possibilità del doppio vaccino. Faremo in combinata, insomma, salvo controindicazioni, quindi ci sarà la possibilità di fare la terza dose e l'antinfluenzale, in particolar modo pensate alle case di riposo e gli over, no? E gli anziani che vogliono mettersi in sicurezza hanno questa opportunità. È tutto su base volontaria. Ci sono i rapporti interni alle forze di partito e ci sono poi i rapporti all'interno degli schieramenti. È chiaro che un problema si pone, un nodo resta da sciogliere tra alleati, tra Lega e Fratelli d'Italia.
Non è sempre detto che debba per forza essere un candidato della Lega, per l'amor di Dio. Sicuramente abbiamo un'esperienza di bravissimi amministratori della Lega e quindi a noi quello che preme è dare la giusta risposta ai cittadini. La replica del commissario provinciale della Lega, Boff, a quanto dichiarato ieri durante la nostra maratona elettorale dal responsabile regionale di Fratelli d'Italia De Carlo, che analizzando il risultato positivo del suo partito in queste elezioni commentava così i nuovi equilibri nel centrodestra. Noi con grande responsabilità abbiamo fatto un passo indietro sulle nostre rivendicazioni di un primo cittadino sui comuni sopra i 15, perché per noi la cosa fondamentale era vincere e siamo sempre stati il collante del centrodestra. Oggi è naturale che se continuiamo in questo processo di crescita, anche in Veneto potremo e dovremo soprattutto rivendicare uno spazio diverso. Spicca su tutti il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia a Montebelluna, come spiega il recordman di preferenze Claudio Borgia. In una terra, come sapete, leghista, una terra verde, vedere Fratelli d'Italia al 18,5%, che tra l'altro è un record non solo provinciale ma anche regionale, è fonte d'orgoglio per tutti noi. Con questi numeri, proiettandosi alla prossima tornata elettorale per le amministrative, De Carlo lancia un messaggio agli alleati del centrodestra perché stavolta siano gli altri a fare un passo indietro nella scelta dei candidati alla poltrona di sindaco. Non occorrerà nemmeno chiederlo perché sapranno anche loro che in una logica assolutamente di alleanza qualche volta fai il sindaco tu e qualche volta lo fanno anche gli altri. Equilibri che per Boff dovranno inevitabilmente tener conto dei numeri. Penso che i ragionamenti fatti sulla provincia di Treviso anche con gli amici di Fratelli d'Italia siano stati dei ragionamenti di assoluto equilibrio e di assoluta ragionevolezza, tant'è che voglio dire, abbiamo siglato un accordo tutti quanti assieme proprio perché i temi, le cose messe in campo erano ragionevoli. Al K3 quartier generale del Carroccio trevigiano si analizza l'esito del voto insieme ai neoeletti sindaci. Il responso delle urne disegna una Marca con 7 comuni su 8 a guida leghista, una provincia e più in generale un Veneto in controtendenza rispetto al resto d'Italia, dove il partito di Salvini e il centrodestra ne escono con le ossa rotte, e così si ripropone la contrapposizione tra la Lega salviniana e quella di Zaia. Esiste solo una Lega, come ho già detto prima, è una Lega che in Veneto dà buoni risultati ma li dà anche altrove. Per noi importante è che tutta la Lega vada bene e che tutta la Lega porti buoni risultati. Bene, quindi la Lega a livello veneto, male a livello nazionale, mutatis mutandi, bene a livello nazionale per il PD, male in Veneto, e va all'attacco Alessandra Moretti del Partito Democratico. Dobbiamo considerare, dice, il risultato elettorale in Veneto il punto più basso mai raggiunto dal Partito Democratico. Non c'è un comune sopra i 15.000 abitanti vinto dal centro-sinistra né con il simbolo del PD né con le liste civiche, rileva l'europarlamentare Bearci. Con le vittorie nelle grandi metropoli serve a poco se ignoriamo la realtà policentrica veneta e le aspettative di chi vive in uno delle centinaia di municipi di 3.000, 5.000, 10.000 abitanti di cui è costellata la nostra regione. Le esigenze di queste persone sono differenti rispetto a chi abita le grandi città. L'analisi spietata di Alessandra Moretti. Ma al Partito Democratico, ai Dem, guardano gli sfidanti del ballottaggio di Conegliano. Piero Garbellotto e Fabio Chies strizzano l'occhio al mondo dei moderati per recuperare i voti che mancano a raggiungere il 50% dei consensi. Il giorno dopo lo spoglio delle schede, con la coalizione del candidato imprenditore che ha superato il 39% e le liste a supporto del primo cittadino uscente a quasi il 32%, sono gli elettori di Francesca Di Gaspero, espressione di PD e Movimento 5 Stelle, quelli da intercettare. Garbellotto in conferenza stampa esprime pubblicamente la sua stima per Di Gaspero e lancia un messaggio ai suoi sostenitori. Io ho avuto modo di leggere il programma di Francesca Di Gaspero, ci sono degli aspetti dove i programmi, diciamo, si assomigliano molto, ma l'appello che faccio io è quello di leggere il nostro programma e poi di valutare se darci o meno la fiducia. Sicuramente se si vuole un rinnovamento io sono a disposizione per dar tutto me stesso. Il commissario della Lega Gianangelo Boff e il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo ripetono a più riprese che Garbellotto non è uomo di partito, un chiaro segnale per i moderati. Io non ho tessere di partito appunto perché mi considero moderato, poi chiaramente ho un rapporto, potrei dire, di amicizia col governatore che mi sta aiutando in questa campagna elettorale, quindi lo ringrazio. Ma adesso il tema è di restare tra i cittadini, andare a spiegare ancora il nostro programma e poi tra
15 giorni decideranno cosa fare. Il tema forte dei prossimi 15 giorni sarà il rinnovamento per Garbellotto. Chies in conferenza con Claudio Toppangia, vice sindaco con all'attivo 399 preferenze personali, sottolinea invece come i consensi raccolti dagli ex assessori e dalla sua civica portino a pensare che i cittadini vogliano semmai continuità. Semplicemente tutta questa voglia di cambiamento non c'era, probabilmente è stata messa sul tavolo da qualcuno che non voleva un cambiamento ma voleva semplicemente portare a casa una città. Garbellotto fin troppo politicizzato, dice Chies, altro che senza tessera. Ma io penso che gli elettori del centro-sinistra, come tutti gli elettori della città di Conegliano, abbiano davanti due scelte. Una scelta fortemente connotata sulla destra e una scelta invece più moderata. Starà a loro scegliere, se un elettore di sinistra vorrà votare Fratelli d'Italia e la Lega, per carità, ognuno è libero di scegliere quello che vuole, però è ben chiaro quali sono le compagini in campo, è inutile che cerchiamo di nasconderle, l'elettorato è più intelligente di quello che noi pensiamo. Chies non si rivolge a Di Gaspero, che durante la campagna elettorale lo ha ripetutamente attaccato, abituato da segretario provinciale di Forza Italia a trattative ad altri livelli, cercherà canali alternativi per intercettare il voto Dem, perché ora, dice, si riparte dallo 0-0. Alcuni pensavano di chiudere il primo turno, sono rimasti delusi e adesso 14 giorni avvincenti in cui faremo una grandissima campagna. Partito Democratico che tra l'altro a Conegliano è primo partito. Con un centrodestra diviso, dalla corsa elettorale di Francesca Di Gaspero ci si aspettava molto di più, ma all'indomani del voto il PD si ritrova in realtà non solo primo partito in città con la lista Noi Democratici al 18%, ma anche ago della bilancia nella sfida al ballottaggio tra Piero Garbellotto e Fabio Chies. Entrambi dovranno attingere a quel 25% di consensi ottenuti dal centro-sinistra, ma Di Gaspero per ora è cauta. In base a quello che sono state le nostre caratterizzazioni nella campagna elettorale, fare degli accordi sarebbe andare un po' contro, diciamo, quella che è stata la nostra linea politica. Andranno fatte attente valutazioni, dice il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, che va però oltre. Personalmente è evidente che non vedo un partito democratico vicino alle posizioni di Fratelli d'Italia, non siamo come Italia Viva, insomma. In ballo non c'è solo la possibilità di partecipare a una compagine vincente, ma soprattutto quella di scippare la vittoria alla Lega e al principale sponsor di Garbellotto, il presidente del Veneto Zaia, in casa sua. Di contro c'è che i Dem hanno concorso alla caduta dell'amministrazione di Chies e sostenerlo ora appare innaturale. Isabella Giannelloni, confermata anche in questa tornata consigliere anziano con 332 preferenze personali, ammette che servirà un confronto serrato per prendere un'eventuale posizione. Ci incontreremo fra poche ore come lista e come partito per discutere della questione, è una questione complessa. Credo che comunque governare la città non sarà semplice perché nessuno ha proprio dalla sua questa grande maggioranza. Rimane poi, e questo forse il ballottaggio potrebbe essere una variabile non da poco, il problema è l'astensionismo. Se andasse a votare ancora meno gente rispetto a ieri l'altro e a ieri, questo sarebbe un segnale sicuramente preoccupante per chiunque vada poi a sedere sullo scranno più alto della città. Partita quindi aperta a Conegliano, chiusa a Chioggia invece con una vittoria netta del centrodestra. Grande entusiasmo a Chioggia per la vittoria del centrodestra che si è presentato compatto con il candidato Mauro Armelao, il segretario del sindacato di polizia FSP, che ha vinto con il 55,6%. Lucio Tiozzo con il PD si è fermato al 19,5%, mentre i 5 Stelle con Daniele Stecco hanno tentato di continuare il lavoro di ferro, ma raggiungendo il 9%. Faccio i miei complimenti a Armelao che ho conosciuto. Chioggia sarà felice di conoscere questo sindaco, un ragazzo in gamba che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare, le idee chiare e farà bene per Chioggia. Fra l'altro è un risultato a Chioggia che letteralmente azzera i 5 Stelle che 5 anni fa in pompa magna annunciavano la presa del Veneto iniziando da Chioggia. Mi sa che sono fermati a Chioggia. Vittoria al primo turno per Armelao, che sarà il sindaco tra la gente.
dopo tantissimi anni Chioggia è tornata ad avere un sindaco della Lega. Ecco, quindi è un successo importante per il partito, ma per tutto il centrodestra, ecco, perché sarò il sindaco di tutti, non solo del centrodestra, ma anche di quel 43%, 44% che ha votato gli altri 5 candidati. Finalmente i chioggiotti avranno un sindaco tra la gente, che è quello che interessava a loro, infatti è stato premiato il nostro progetto. Molti progetti da attuare nell'immediato. Negli ultimi 5 anni Chioggia è stata abbandonata dalla politica, tant'è che l'astensionismo è un dato che mi fa riflettere. Dovrò ovviamente far decollare questa città, dovrò far ritornare Chioggia ad essere protagonista come negli anni addietro, e c'è bisogno di tutti. Lavorerò per far squadra chiaramente con tutte le categorie economiche della città e vorrò incontrare in prima battuta ovviamente tutti i dipendenti comunali. E agli avversari Armelau dice: chiederò di incontrare anche loro, perché anche loro, ripeto, rappresentano una parte della città. Vorrò chiedere a loro quali erano le loro priorità per la città e condividere anche le scelte importanti per la nostra comunità. Adesso la cronaca. Progettavano l'omicidio di un presunto traditore della cosca che da anni viveva e lavorava nel bellunese. Ha risvolti inquietanti la maxi inchiesta della DDA di Brescia, Ancona e Reggio Calabria, condotta dai carabinieri del ROS e dalla Guardia di Finanza, che ieri si è chiusa con il fermo a vario titolo di 5 persone per associazione mafiosa, omicidio, porto e detenzione illegali di armi aggravati dall'aver agevolato l''ndrangheta nel nord Italia. Tra le carte delle indagini è emersa chiara la volontà degli indagati di progettare un attentato nei confronti di un ex componente della cosca calabrese Crea di Rizziconi. Si tratta di un 50enne che, uscito dal carcere dove aveva scontato più di 20 anni per omicidio, si era rifatto una vita e lavorava in provincia di Belluno. Nei confronti dell'uomo sono state riattivate così misure di protezione. La cronaca adesso ci porta nel Padovano, dove un bambino di 5 anni è stato rapito dal padre questa mattina. La notizia è emersa in queste ore. L'uomo di nazionalità romena si è presentato davanti all'asilo e lo ha strappato dalle braccia della mamma che lo stava accompagnando. Con lui c'erano altri 2 uomini più un quarto alla guida dell'auto, a bordo della quale si sono poi allontanati. La donna, di origine moldava, non ha potuto fare nulla se non recarsi immediatamente dai carabinieri di Padova per sporgere denuncia. Le indagini sono in corso, per ora del bambino non c'è alcuna traccia. Adesso a Caorle, per una tragedia che si è consumata questa mattina, dove è caccia il pirata della strada che ha investito e ucciso una donna. Il corpo a terra sul ciglio della strada, a trovare la donna a 67 anni alcuni passanti che si sono fermati ed hanno tentato di soccorrerla, ma per Benedetta Gallo non c'era più nulla da fare, falciata da un'auto che non si è fermata. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto gli uomini del SUEM 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La tragedia è avvenuta intorno alle 7:30 sul lungomare Trieste a Caorle. Le indagini ora sono affidate ai carabinieri di Caorle e all'aliquota operativa di Portogruaro. La vittima, residente in città, stava facendo una passeggiata come sembra facesse ogni mattina, una camminata sul lungomare, una strada a senso unico che soprattutto in questo periodo non è così trafficata. Benedetta è stata investita da un'auto, su questo non sembrano avere dubbi gli investigatori. Sul corpo della 67enne ferite e contusioni compatibili con un incidente stradale. Non solo, ma anche l'esame del medico legale avrebbe accertato la morte violenta. Ora saranno visionate le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona. L'automobilista, una volta identificato e rintracciato, sarà indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La strada è stata chiusa al traffico per diverso tempo. La morte della donna ha subito fatto il giro della città. Il sindaco neoeletto Marco Sarto ha saputo della tragedia. Siamo costernati, ha detto. Io conoscevo personalmente questa persona, era molto conosciuta a Caorle. Mi stringo attorno alla famiglia in questo lutto gravissimo.
E c'è un altro gravissimo incidente che si è registrato nel Veneto orientale nel primo pomeriggio di oggi a Portogruaro, quando verso le 14:15 un ragazzino di 13 anni, mentre era in sella alla sua bici, è stato travolto da un furgone nella trafficatissima via Udine, nei pressi dell'incrocio con un'altra provinciale, la numero 93. Il ragazzino, prima ricoverato a Portogruaro, poi è lì trasportato d'urgenza a Padova, è in gravissime condizioni dove sta lottando per la vita in terapia intensiva. A chiamare i soccorsi la donna alla guida del furgone in stato di shock. Nel Trevigiano ora per un'altra storia di baby rapinatori emersa in queste ore. Gli hanno strappato la collana dal collo, la felpa che indossava e lo hanno costretto a consegnargli soldi e cellulare. Non solo, mentre il ragazzino tentava di scappare con la bicicletta, lo hanno fatto cadere rovinosamente a terra e pestato con pugni e calci al volto. I due aggressori, 17enni trevigiani, hanno così sfogato la loro violenza su un coetaneo che conoscevano. Sono fuggiti rapinandolo anche della bicicletta e lasciandolo a terra. È stato un passante che ha assistito all'aggressione a soccorrerlo e a allertare i carabinieri che hanno rintracciato i due giovani autori del reato a Carbonera, dove si è consumato l'episodio. Il giovane rapinato, a causa delle scoriazioni e lesioni provocategli, è stato portato in ospedale riportando alcuni giorni di prognosi. I ragazzini sono stati arrestati in flagranza, accompagnati nelle rispettive abitazioni in attesa della convalida dell'arresto che c'è stata e rimessi in libertà in attesa del procedimento penale presso il Tribunale dei minori di Venezia. Su di loro pende l'accusa di rapina in concorso. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi, un'escalation che risulta sempre più una piaga nella provincia trevigiana. Non erano mai successi episodi gravi a Carbonera, anche se il sindaco conferma di aver alzato il livello di attenzione sul territorio per la presenza da qualche tempo di raggruppamenti notturni di giovani che arrivano da fuori comune. Nell'ultimo periodo abbiamo notato comunque un andirivieni di ragazzi di altri comuni che si aggregano nelle zone centrali, soprattutto di Carbonera, sia durante l'estate, ma il fenomeno sta continuando appunto anche in questi mesi con la scuola che è iniziata. Si tratta molto spesso di minorenni, quindi sedicenni, che si aggregano fino a ora tarda e quindi appunto siamo un po' preoccupati, ci chiediamo dove siano le famiglie di questi ragazzi che il giorno dopo teoricamente devono andare a scuola e si fermano oltre la mezzanotte appunto nei nostri parchetti e nelle nostre piazze. Adesso nel Bellunese per raccontarvi la storia di un salvataggio in extremis. Martina Pigliapoco, giovane carabiniere in servizio alla stazione dell'Arma di San Vito, ieri mattina era di pattuglia con il collega graduato quando al 112 è arrivata la segnalazione di una donna in difficoltà sul ponte tibetano di Perarolo di Cadore. Con l'auto di servizio i due militari raggiungono la zona. Martina si inerpica lungo il sentiero forestale che porta all'imbocco del ponte e lì realizza la gravità della situazione. Sono andata io verso il ponte e ho cominciato a fare alcuni passi verso la signora. Sono riuscita più o meno ad arrivare circa a 15 metri dalla signora, 15-20 metri, e nel momento in cui la signora mi intimava di fermarmi e di non proseguire verso di lei. La carabiniere a quel punto decide di sedersi sul ponte per convincere la donna che non aveva nulla da temere e lì è rimasta per quasi 4 ore. Sono riuscita dopo circa 3 ore a far leva sul fatto che lei ho capito che aveva dei figli, facendo appunto leva su l'argomento figli abbiamo capito e ci siamo fatti dire che aveva anche un marito, quindi il papà delle ragazze, e abbiamo capito che quello era un punto debole o comunque un punto, anzi forse di forza, dove poter agire e far sbloccare la signora. È a quel punto che la donna si convince a chiamare il marito ed è allora che scoppia in un pianto liberatorio. Ho provato a fare alcuni passi verso di lei e in questo momento lei non mi respingeva più e non mi diceva più di fermarmi. Nel momento in cui sono riuscita ad arrivarle proprio vicinissima abbiamo avuto più o meno un dialogo, credo, di un quarto d'ora, perché poi lì la percezione del tempo è strana. In un quarto d'ora di chiacchierata ho capito che lei poteva essere pronta a ritornare. Lei si è arrampicata di nuovo con una forza immane, inaudita, e si è messa a cavalcioni sulla rete di protezione e da lì ho potuto darle una mano e lei si è appoggiata a me e l'ho tirata giù dalla rete. Come è scesa, un abbraccio, l'ho abbracciata fortissima e entrambe, lei già piangeva e anch'io poi
sono scoppiata in un pianto di liberazione. Ad assistere la carabiniere Martina Pigliapoco, il collega negoziatore dell'arma. La donna salvata da Martina fortunatamente sta bene. Da ieri a Martina Pigliapoco continuano a giungere le congratulazioni dei colleghi, dei superiori e oggi anche l'ammirazione del presidente Zaia per l'eccezionale esempio di coraggio, professionalità, sangue freddo. Pensandoci ancora forse non realizzo neanch'io cosa è successo e quanto bene, come sia andata, insomma, come si sia svolta la situazione. Penso che ancora 5 minuti da sola me li devo ricavare per elaborare la situazione. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dall'Italia, ma nella giornata di mercoledì 6 ottobre farà ancora sentire qualche effetto sul nostro territorio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la nostra grafica evidenzia una situazione piuttosto incerta e infatti avremo temporali piuttosto diffusi un po' su tutte le province. Localmente potranno essere anche di forte intensità. Nel tardo pomeriggio e poi in serata fenomeni in graduale diradamento ed esaurimento. Temperature più fresche, minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove non cambia la situazione, anche qui piogge ovunque localmente intense. Anche in questo caso però migliorerà con il passare delle ore. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni anche intense, ma andrà meglio a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.